Benvenuti all'appuntamento con il sindaco, l'appuntamento del nostro venerdì con il sindaco di Catania Trantino. Bentornato sindaco, grazie di essere qui. Come al solito rigorosamente in diretta, voi potete mandare i vostri WhatsApp ai numero sulla destra lì 342 74 55 005 oppure la mail sicilia24focus @telecolor.it. Ormai lo sapete a memoria, dobbiamo fare in fretta perché abbiamo diversi argomenti da affrontare con il sindaco. Prima di tutto le aree pedonali. Il comune di Catania sta accelerando, ma per piazza Federico II di Svevia c'è la ferma opposizione di residenti e commercianti. Lunedì sappiamo ci sarà un incontro decisivo a Palazzo degli Elefanti, resta da sciogliere il nodo viabilità attorno al Castello Ursino, ma vediamo un po' meglio col servizio. È l'ultimo step di pedonalizzazione in centro, forse quello più complicato per le caratteristiche di piazza Federico II di Svevia e perché i soggetti interessati, principalmente i commercianti, non sembra siano compatti. In molti lamentano l'assenza di parcheggi, altri sollecitano un piano viario adeguato, altri ancora chiedono un migliore collegamento con i mezzi pubblici. Tutto messo nero su bianco in una mozione sull'istituzione di nuove aree pedonali che ha visto favorevoli 26 su 28, unici astenuti Gianina Ciancio e il consigliere assessore Gelsomino. Se ne è parlato ieri sera in un acceso consiglio comunale dove il sindaco Trantino ha ribadito la volontà di pedonalizzare piazza Federico II liberandola dalle auto e contestualmente dai parcheggiatori abusivi e magari dai tanti ragazzini che scorrazzano in scooter. L'amministrazione comunale sembra tirare dritto e ribadirà i suoi concetti nel corso di un incontro con residenti e commercianti che si terrà lunedì alle 14 a Palazzo degli Elefanti. Non bisogna far morire il commercio nel centro storico di Catania, è stato ribadito in aula. La pedonalizzazione va bene, ma deve essere programmata e pensata. Soprattutto vanno modificate molte tematiche che necessitano approfondimenti. Sul noto parcheggi, Trantino ha annunciato la creazione di nuovi stalli. Verranno istituiti 30 in piazza Borsellino, 72 in via Zurria, 49 in corrispondenza degli Archi della Marina e 95 all'interno dell'autorità portuale. E nelle ore serali AMTS garantirà un servizio navetta per collegare il parcheggio di via Plebiscito e piazza Vaccarini con il Castello Ursino, garantendo altri 80 posti per la sosta. Ah, così. Sindaco, ieri sera il Consiglio Comunale è stato contestato? No, assolutamente, è stato un dibattito molto civile, anche perché poi la mozione non ha fatto altro che sollecitare quel che già l'amministrazione aveva iniziato da tempo, cioè un'attività di preventiva interlocuzione con residenti e commercianti e nello stesso tempo l'individuazione di aree di sosta alternative come premessa per eventualmente pedonalizzare un'area. Per quanto riguarda l'individuazione delle di sosta, come già emerso nel servizio, a fronte di 60 stalli legittimi che ci sono in questo momento in piazza Federico di Svevia, e ribadisco 60, gli altri che parcheggiano in modo abusivo non potrebbero farlo, noi li stiamo offrendo 340, quindi c'è ovviamente un'offerta in crescita di gran lunga migliorativa. Per quanto riguarda poi gli ulteriori problemi del piano di viabilità alternativo, c'è stato forse un momento di cortocircuito, abbiamo comunque mandato con mail la programmazione di questa viabilità alternativa a tutti quanti gli interlocutori e lunedì affronteremo la questione. Però vede, direttore, il problema è comprendere come riuscire a mitigare le pur comprensibili preoccupazioni di chi ha sempre paura ed è inquieto rispetto a un cambiamento importante con l'esigenza del cambiamento stesso. Ogni città si trasforma. Quando parliamo del commercio che va a morire, la nostra amministrazione vuole salvaguardare il commercio perché è uno dei pilastri fondamentali Qui c'era il meccanico che dice come faccio io a lavorare? E noi stiamo cercando di individuare soluzioni che consentono a tutti di avere una risposta. Naturalmente io mi rendo conto che qualcosa potrebbe anche essere sacrificata, ma lo facciamo nell'interesse della città e del commercio. È una città che deve spingersi per attrarre turismo e tu il turismo lo attrai se offri le tue bellezze come la piazza Federico di Svevia e Castello Ursino, certo, in modo che diventi un incanto per chi la viene a vedere. Quindi è tutto un gioco a vincere che all'inizio inevitabilmente comporterà un periodo di adattamento e forse anche di contrazione dei volumi d'affari, ma a lungo andare poi alla fine ci ringrazieranno, perché il problema in questa città, direttore, è che noi ci rivolgiamo a un'utenza
che è quella dei catanesi e quella di chi viene da fuori Catania, ma sempre dall'Interland, che è convinta che al ristorante ci si debba arrivare, o meglio non al ristorante, al tavolo si debba arrivare con la propria macchina. Noi dobbiamo cercare di modificare completamente questa forma mentis, questa mentalità. Se noi facendo 5 minuti a piedi, 10 minuti a piedi possiamo arrivare dove vogliamo andare senza però trovare autovetture, io credo che sia un percorso di crescita che debba essere guardato con favore. Chiaramente all'inizio coloro i quali vogliono arrivare con la macchina al tavolo dove sedersi non andranno al ristorante, ma alla fine io sono certo che pian piano anche loro cambieranno, ma nel frattempo se non vorranno andare il loro mancato afflusso sarà garantito dall'afflusso di chi invece vedrà quella piazza come un punto di ritrovo, come un punto prezioso per la nostra città. Ma lunedì alle 14 chi incontra, Sindaco? Lunedì è la riunione aperta, chiunque voglia venire, Ecco. quindi vengono commercianti, vengono residenti ai quali abbiamo anche garantito, mi pare che siano 68 stalli riservati che prima non erano previsti, quindi per i residenti è tutto a crescere. Mi permetto anche di dire che sarebbe folle da parte dei residenti ostacolare un percorso che permetterebbe loro anche di valorizzare il loro patrimonio immobiliare. Quindi verranno residenti, commercianti, verranno associazioni, è un dibattito aperto perché si cerca di individuare soluzioni, perché il confronto è l'anima per identificare quella sintesi che poi sia un punto di equilibrio rispetto alle soluzioni contrapposte. Naturalmente questo non significa, sia ben chiaro, quando parliamo di confronto non significa che noi subiremo le scelte degli altri, ci confronteremo, dopodiché siccome siamo certi che facciamo un favore anche a chi invece in questo momento pensa di subire un danno, andremo avanti per la nostra strada sperando di avere da parte loro delle proposte correttive che eventualmente possiamo accettare e che in parte abbiamo già accettato. Chiarissimo, speriamo che davvero si possa arrivare a quello che lei dice. Sindaco, le voglio un parere su una cosa spiacevole e anche grave che è successo, sulla quale lei non c'entra niente, però questo autista della MTS che è stato arrestato per resistenza aggravata, lesioni, oltraggio, imbracciava un'arma, un fucile, forse era qualcosa di simile a un'arma, comunque è apparsa come un'arma, ha minacciato, voleva parlare col presidente dell'azienda. È un episodio isolato, però come dire, Io stamattina mi sono informato ovviamente con i vertici dell'azienda perché volevo capire qualcosa in più. Si trattava di un soggetto in evidente stato di alterazione alcolica, ma la sua domanda però mi è gradita perché io desidero ringraziare le forze di polizia perché mi dicono che dal video che hanno potuto, dalle telecamere interne che hanno potuto visionare, hanno verificato come quest'arma sembrasse assolutamente vera e questo la puntasse verso i poliziotti. In America già sarebbe morto. I nostri agenti di polizia intervenuti si sono comportati con grande professionalità e oggi non piangiamo un morto, ma eventualmente inveiamo contro un soggetto in stato di grave alterazione che per fortuna è stato subito poi disarmato e adesso subirà le conseguenze giudiziarie del caso. Grazie anche per questa sua precisazione. Intanto abbiamo notato che sono stati completati gli interventi di scerbatura in piazza Peppino Impastato a San Nullo. A sollecitarli, come ricorderà, è stata una segnalazione del nostro Tonino De Mana ed era stato nel suo servizio Giuseppe Ragusa, che è un consigliere che lei conosce benissimo, del 5 Stelle, della quarta municipalità. Quindi la piazza è stata bonificata. Ora voi avete visto, io stavo parlando, forse una immagine mi è sfuggita, prima e dopo. Ecco, prima qua e dopo quell'altra. Ecco, però vedete? Direttore, guardiamo un attimo questa immagine. Io vorrei che andassimo oltre quel che è stato fatto, perché quel che è stato fatto è il minimo sindacale, pur con le difficoltà che noi abbiamo nella manutenzione del verde, però è stato fatto. Ma obiettivamente non è un bel vedere quella zona così degradata. Perché i consigli circoscrizionali, le associazioni non adottano queste aree per loro piantumare qualcosa, per loro custodirle, accudirle? Dobbiamo fare come fanno in moltissime parti del mondo in cui c'è un processo virtuoso di
partecipazione dal basso la chiamano, per cui qualcuno dà qualcosa alla città, anche in questo, nella cura della città stessa. Stamattina questo problema l'ho posto in una scuola perché un avveduto dirigente scolastico aveva provato a fare questa attività, frazionando una aiuola in tanti lotti in modo che la desse a ciascuna una classe per poi eventualmente premiare la più bella. È stato alla fine fermato, bloccato dai genitori di questi bambini in un quartiere molto particolare, che hanno detto queste cose l'affare comune e dobbiamo uscire da questa logica. Se noi andiamo in Oriente troviamo città pulite e ordinate perché in quegli ambienti, in quelle culture insegnano ai bambini a pulire la classe al termine della lezione, non ci sono i bidelli. Se diamo qualcosa tutti quanti alla città a quel punto non si verificheranno questi fenomeni. È chiaro che fin quando non ci sarà questo processo virtuoso che richiederà anni, noi come Comune dobbiamo intervenire. E obiettivamente rispondiamo alle sollecitazioni una volta che ci sono segnalate, però naturalmente dobbiamo tenere conto di una condizione di personale che è quella nota a tutti, di risorse finanziarie che è quella nota a tutti, quindi se qualcuno vuole dare un aiuto, certamente non solo non ci offendiamo, ma è gratificante perché vuol dire che si spinge verso un istinto comunitario nuovo. Grazie Sindaco. L'ultima cosa prima della pubblicità, torniamo su Piazza Europa, croce e delizia. Da un lato gli interventi di riqualificazione, dall'altro il degrado che ha già ricoperto in parte il salotto buono della città. Alcune panchine smart sono state rese inutilizzabili, sono stati anche distrutti, eccolo qua, addirittura portati via, vandalizzati diciamo, degli attrezzi fitness. E lei aveva detto che sui social sarebbero stati sistemati, è stato fatto? Allora, per quanto nessun attrezzo è stato vandalizzato, ci sono stati credo 1 o 2 attrezzi su Piazza Europa che funzionavano male e sono stati rimossi per essere rimpiazzati. Sono stati rimossi. Per quanto riguarda queste panchine, io non c'ho il servizio di quantezza del lunedì mattina perché il lunedì mattina presenta una condizione di criticità che viene poi immediatamente tolta ridimensionata nel corso della giornata. L'area in questo momento è perfetta perché l'abbiamo visto su queste panchine, credo che sia guano di animali. Noi non possiamo condannare alla stitichezza i piccioni, sarebbe sicuramente augurale per tutti quanti perché è veramente un problema, però nello stesso tempo dobbiamo intervenire più velocemente, cosa che non è stata fatta, tant'è vero che l'assessore Parisi è subito intervenuto con una riunione che si è tenuta ieri, credo, con le direzioni competenti affinché si faccia un piano di interventi programmato e non saltuario solo quando giungono le segnalazioni. Quindi cura di Piazza Europa sarà costante? Sarà costante. Per quanto riguarda largo Piazza Battiato, l'ex Piazza Nettuno, c'è solo un attrezzo che è transennato su mia segnalazione perché qualcuno a sua volta aveva segnalato a me che era traballante. Ci sono andato, ho visto che c'era stata una leggera dissaldatura della piastra che purtroppo si trova sotto il tappetino, quindi il lavoro che è da poco però richiede un intervento un po' più importante per la presenza del tappetino. Grazie Sindaco, ci fermiamo qualche minuto soltanto, state con noi, avete visto i nostri recapiti e tra pochissimo riprendiamo l'appuntamento con il Sindaco. A più tardi. Bentornati all'incontro con il Sindaco di Catania Trantino, che ringraziamo ancora per essere con noi. Allora Sindaco, qui c'è il grido d'allarme del Presidente della prima municipalità, Giuseppe Buglio, perché in un video, adesso lo vedremo fra un momento. Presidente no. Si vede Buglio, Giuseppe Buglio, Presidente. Non è Presidente della prima municipalità. No? No. Vabbè, comunque viene da lì, in ogni caso. Adesso vedremo questo video. Che è veramente un po' rivoltante, ci dispiace perché l'ora non è la più forse adatta. Comunque siamo in via Stella Polare che incrocia via Domenico Tempio, insomma lì c'è una situazione igienico-sanitaria molto grave, anche perché ci sono gli incendi, l'avete visto, della spazzatura, e quindi viene richiesta l'attivazione di telecamere di sorveglianza per fronteggiare questa emergenza, oltre che naturalmente riordinare la situazione. Come possiamo rispondere, Sindaco? Allora, sta diventando un paradosso questo delle telecamere. Innanzitutto per quanto riguarda l'area in questione, la buona notizia, perché io assunso un impegno ben preciso con alcuni abitanti in via del Principe, qua all'intersezione con la via Toledo, che avremmo cercato di fare di tutto per accelerare la realizzazione di quel campo, di quell'area giochi
che prevedeva anche la riqualificazione dell'intera area circostante il più breve tempo possibile. C'è stato un problema di definanziamento, ma il bravissimo direttore ingegnere Finocchiaro delle politiche comunitarie con il suo straordinario staff è riuscito ad attivare un'altra nuova linea di finanziamento, e la buona notizia è che con l'approvazione del bilancio, che spero sia entro il 30 di aprile, finalmente potranno partire questi lavori, perché si tratta di lavori già aggiudicati e prevedono anche, oltre che la riqualificazione, la rimozione di una serie importante di quei rifiuti, perché chiaramente ha un suo rilievo, perché nel momento in cui tu sottrai zone al degrado realizzando qualcosa di bello, a quel punto è chiaro che riesci a preservare l'area circostante. È sempre quel discorso del bello che elimina il brutto, e là ci troviamo là vicino a Via Stella Polare, e quindi mi auguro che ci sia questa progressiva sensibilizzazione dei residenti, dei cittadini che vanno a buttare i rifiuti lì, scatenando questo inferno che abbiamo visto, che non piace a nessuno. Per quanto riguarda le telecamere, dicevo, si sta rivelando un paradosso, perché è diventato reato, come ho spiegato più volte nel corso delle precedenti puntate, è diventato reato a ottobre. Questo significa che noi a questo punto non possiamo multare, ma ove con le telecamere verifichiamo chi sono coloro i quali conferiscono irregolarmente, mandiamo la segnalazione alla Procura della Repubblica, che ha in tante faccende affaccendate, e che comunque a quel punto deve instaurare un procedimento penale. Sa qual è il paradosso? Pensavo l'altro giorno, cosa a cui non avevo riflettuto prima. Il paradosso è che si inizi un procedimento penale nei confronti del signor Trantino, che ha conferito irregolarmente, con il quale procedimento penale poi si giunge a un decreto penale di condanna alla multa di 1.000 euro. Il signor Trantino magari la oppone, prendendosi un difensore che viene ammesso a patrocinio allo spese dello Stato, si fanno più gradi di giudizio. Il signor Trantino non pagherà mai quelle 1.000 euro perché è nulla tenente, in più c'è un costo sociale in più determinato dalla parcella dell'avvocato che ha difeso il signor Trantino. È una vicenda ma veramente grottesca. Questo non significa che noi nel frattempo non dobbiamo provare a prendere questi sporcaccioni, perché non sempre il signor Trantino è un nulla tenente, e quando possiamo dobbiamo essere quanto più incisivi. Perfetto, chiarissimo anche questo. Quello è il numero di WhatsApp che potete fare. Ecco, già cominciano. Buon pomeriggio Sindaco, volevo sapere se sarà ripristinato il giro dell'autobus a Librino, perché purtroppo a causa dei fatti accaduti nei confronti degli autisti è stato ridotto il giro dopo le 18, cioè è più contratto, rimanendo a piedi metà del quartiere. Questa osservazione. Dice, sarà ripristinato il giro completo? Io chiedo scusa a questo cittadino, non sapevo di questa situazione, non sapevo che dopo le 18 non c'è più servizio, adesso mi farò carico di capire qual è lo stato dei fatti. Stiamo finalmente attivando una cabina di regia che preveda un confronto ripetuto periodicamente con MTS, Circumettenea e quindi Metropolitana, ed FCE, Ferrovie dello Stato, perché dobbiamo cercare di integrare questo servizio di mobilità alternativa, di mobilità sostenibile, altrimenti è chiaro che avremo più difficoltà nel sostenere le nostre scelte urbanistiche per la città. Quindi, ma a prescindere da questo e quindi da un efficientamento del servizio, questa è una cosa che devo chiedere al Presidente per capire se lo possiamo fare. Comunque, inciso, quella è la strada, l'integrazione. È inevitabile, solo che là mettere d'accordo quelle teste non è facile, perché però dobbiamo provarci, perché è chiaro che lo fanno dappertutto, qualcuno deve rinunciare a qualcosa, si troverà un modo per farli sedere tutti quanti molto insieme. Molto importante quello che sta dicendo. Sì, anche tutto perché se noi riusciamo a dare qualche soldo in più attraverso la Regione alle Ferrovie dello Stato, si può creare una vera e propria metropolitana leggera che permetta a tutti quanti coloro i quali risiedono nella fascia ionica, da Giara, da Ciriale, di non venire più, perché Catania ha tante di quelle stazioni, Ognina, Picanello. Se io parlo della stazione Picanello, probabilmente nessun catanese la conosce. È una bellissima stazione nascosta all'interno di Picanello, non sanno che esiste. C'è poi la stazione centrale, poi c'è la stazione, ci sono le stazioni più a sud, quindi c'è un servizio che permetterebbe di non venire con l'auto. Ecco, importante che questa è la strada che sicuramente, come dire, percorreremo un po' tutti. Andiamo avanti, Piazza Michelangelo Buonarroti verrà resa isola pedonale? È una domanda. Allora, guardi, il progetto inizialmente con la realizzazione del Largo Sanzio, che noi, come ho già anticipato, vorremmo chiamare Largo Serafino Famà, prevedeva un certo tipo di una certa rotatoria che abbiamo visto non possiamo realizzare perché scateneremmo l'inferno, e allora stiamo prevedendo delle
alternative e stiamo prendendo in considerazione anche la possibilità di pedonalizzare Piazza Michelangelo. So che c'è un confronto che è stato iniziato con i residenti e i commercianti per quel discorso che facevo prima, negli ultimi 10 giorni non l'ho seguito a che punto sia andato, però è una iniziativa che stiamo prendendo in considerazione. Mi dicono dalla regia i colleghi che Buglio, che io ho nominato prima, è un errore mio, è un consigliere della prima municipalità. Okay. Quindi lei aveva Perché perfettamente... poi chi lo sente Bassini, per favore, che il Presidente se la prende con ma me. l'errore mio, me ne assumo pienamente la responsabilità. Giuseppe Buglio è consigliere della prima municipalità, è comunque lui che ci ha segnalato la vicenda. Allora, in vista delle alte temperature estive, domanda, si può organizzare la raccolta del rifiuto organico con più frequenza settimanale? Questo non lo so, se possiamo, ho visto che c'è, proprio lo vedevo questa mattina, fra gli obiettivi della direzione ecologia una riorganizzazione del servizio, quindi ci sarò attento, ma già mi accontenterei che la gente rispettasse i turni di conferimento dell'organico nella normalità, quindi io mi rendo conto che l'organico ovviamente emana cattivo odore, però se noi conferiamo regolarmente, alla fine la frazione di organico sarà così ridotta rispetto al normale che metterlo nel balcone eventualmente per un giorno in più con degli accorgimenti, mettendolo in un mastello, certo, che impedisca l'emanazione di odori, non darà problemi. Quindi devo vedere se possiamo eventualmente intensificare. Ne approfitto per chiederle a che punto siamo come differenziata a Catania, che quota è oggi? Allora dicono che siamo, mi pare, al 36%. Ma io non so se è vero. Vediamo un attimo, gentile avvocato Trantino, che bello. Che grazioso. Chiedo notizie sull'attivazione dell'autovelox sulla circonvallazione. Ringrazio, buon pomeriggio Sebastiano. Allora, per quanto riguarda gli autovelox, sono arrivati, non so come chiamare, gli abitacoli, i cubicoli che dovranno contenerli, stiamo attendendo che arrivino i dispositivi. Naturalmente, e questo lo ribadisco sempre, prima dell'attivazione sarà debitamente comunicata alla città l'inizio di queste operazioni di controllo, sia per quanto riguarda gli autovelox, che è questione a questo punto veramente di poco tempo, sia per quanto riguarda l'installazione dei T-Red, cioè i semafori, chiamiamoli intelligenti, che permettono di riscontrare... Alcuni già ci sono, vero? No, come T-Red ancora no, i semafori, quelli che permettono di sanzionare colui il quale si rende autore dell'infrazione, ancora non l'abbiamo installati, sono in fase di installazione. Ma la segnalazione col cartello dove c'è il segnale del vigile vicino al semaforo pedonale, non indica questo? Non l'ho visto questo, sulla circonvallazione. Ce l'abbiamo qui sotto noi. Cioè, ci sono questi cartelli bianchi con il casco del vigile urbano e sono proprio in prossimità, È possibile che l'abbiano già installati, ma ancora però non sono attivi perché l'attivazione sarà ovviamente comunicata preventivamente. Comunque adesso abbiamo messo un allarme, adesso controllerò. Ma lo sai perché lo dico? Non voglio rubare tempo agli ascoltatori, lo dico perché secondo me questa preoccupazione è una delle cause, perché io lo vedo con i miei occhi, degli ingorghi che si creano. Beh, sì, un minuto. Ai semafori pedonali. Se l'ingorgo si crea perché c'è il rosso e la gente lo rispetta, io mi auguro che lo rispettino sempre, a prescindere dal fatto che sia vigilato oppure no. E devo dire che la città sta crescendo tanto, sempre più persone rispettano il rosso al pedonale anche se non passano i pedoni. No, assolutamente, qui sulla circolazione il rispetto è 100% per quello che vedo io, ma secondo me, se posso dire, perché c'è la paura che ci sia. Secondo me perché lei è passato col rosso e vuole sapere se l'abbiamo sanzionata. Va bene, giusto, ha ragione lei. Quando si inaugurerà il parcheggio Sanzio? Chiede questo ascoltatore. Allora, proprio stamattina l'assessore Parisi mi diceva che vorrebbe che la prossima settimana andassimo insieme perché siamo a un buon punto e quindi vorremmo comunicare i successivi passaggi affinché la gente sappia quando potrà essere inaugurata. Quindi non so dare un termine, ma è questione veramente di poco tempo. Non so se ce la facciamo prima dell'estate o subito dopo l'estate, ma dovrebbe essere questo un po'. Grazie Sindaco, siamo arrivati alle 15.01 e il nostro tempo a disposizione è scaduto. Grazie per essere stato con noi. Voi. Venerdì ci sarà ancora? Allora io venerdì devo prendere un aereo, non mi ricordo. Adesso le teniamo noi l'agenda. Esatto, forse impressionante, no? Sì. Vabbè, no, venerdì credo che sia pomeriggio tardi, quindi dovrei farcela, eventualmente lo comunicherò. Bene, questa è una buona notizia, quindi ci vediamo venerdì e vi promettiamo che venerdì a
voi in ascolto, facciamo meno servizi e diamo più spazio agli ascoltatori, perché giustamente dicono ma poi alla fine ci riduciamo con 3-4 domande e non è giusto. Avete ragione. Grazie per essere stati con noi comunque, grazie ancora al Sindaco. Grazie a voi. La programmazione adesso prosegue. Buon fine pomeriggio. settimana. Grazie.